piano dell'emergenza. Continuano i ponti aerei per trasferire pazienti italiani in Germania, dove cresce il numero dei positivi. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden. L'ospedale di Wolfsburg non accetta più pazienti. Diversi sanitari si sono infettati e si vuole evitare che la struttura si trasformi in un focolaio. Succede anche a Potsdam e Monaco, mentre la paura affligge le case di riposo, dove il coronavirus fa stragi di anziani. In questa, che il ministro della Salute Spahn definisce ancora la quiete prima della tempesta, il paese ha avuto però il tempo di prepararsi, aumentando fino a 40.000 i posti letto in terapia intensiva. È così che può continuare il ponte aereo con l'Italia e la Francia per accogliere malati gravi. Qui l'ultimo sbarco di pazienti provenienti da Bergamo. La Francia è in piena emergenza e gli ospedali al collasso. Ieri il numero dei decessi ha superato quota 4.000. E per alleggerire le strutture sanitarie di Parigi si trasportano i pazienti via elicottero o via treno superveloce nelle altre province. Ed è polemica in Gran Bretagna per il basso numero di tamponi effettuati. Su meno di 30.000 contagiati ci sono stati ben 2.300 decessi. E ora il premier Johnson dalla quarantena promette di fare di più. Nel mondo sono quasi 1 milione